Il Partito Democratico di Agrigento, attraverso il circolo Vittoria Giunti, interviene oggi su quanto sta facendo il Comune nel campo dell'urbanistica. Con gli ultimi colpi di coda, l'amministrazione uscente di Franco Miccichè continua la cementificazione massiccia del territorio agrigentino. Dopo il via libera alle finte casette con orto nella zona di Cannatello e Zingarello, in questi giorni, con diverse delibere dirigenziali, è stato dato il via a una pesante attività di lottizzazione edilizia privata e a un mega progetto per la realizzazione di strutture commerciali nella zona del villaggio Mosè, una delle poche aree rimaste ancora indenni dalle costruzioni. Tutto questo in una città che ha un patrimonio edilizio sovrabbondante, che non necessita di nuove case e centri commerciali, stante il declino demografico in essere da più di 20 anni. La popolazione di Agrigento, afferma il circolo Giunti del PD, è passata da circa 59.000 abitanti nel 2003 a poco più di 55.000 nel 2024. Una nuova ondata di case e un nuovo centro commerciale avranno il doppio effetto di deprimere ancora di più il valore degli immobili, contribuire all'ulteriore svuotamento del centro città dalle piccole attività commerciali. Le autorizzazioni rilasciate saranno in regola con la normativa vigente, almeno ce l'auguriamo, ma sicuramente sono figlie dell'inattività dell'attuale maggioranza di governo, che ha totalmente disatteso le direttive al PRG approvate dal passato Consiglio Comunale e ha bloccato volutamente e con protervia la possibilità di redazione di un nuovo piano urbanistico generale. Ricordiamo, continua la nota stampa del PD, che il nuovo PUG, dovendo recepire la normativa urbanistica che impone zero consumo di suolo per la nuova attività edilizia, dovrà indirizzare i privati operatori economici verso il recupero, la rigenerazione urbana dell'attuale patrimonio abitativo e commerciale, evitando nuove aggressioni alle aree libere. Queste autorizzazioni di oggi, così come la vergognosa vicenda della devastazione della Villa del Sole, sono un'evidente conferma dell'assenza di qualunque visione da parte dell'attuale sindaco e delle forze che lo sostengono sulla tutela del territorio e la salvaguardia del verde pubblico. Tutto è finalizzato al puro interesse speculativo di privati e in qualche caso con potenti aderenze con la politica locale,